questa situazione di stallo dovuta appunto alla mancanza di volontà di andare a puntare davvero sul diritto allo studio va a gravare ancora di più sulle spalle degli studenti, banalmente perché la prima tranche delle borse di studio che è stata già pagata a novembre è finanziata come normale dalla tassa regionale per il diritto allo studio, cioè gli studenti di fatto si pagano da soli le borse di studio a fronte di una regione che in questo momento non sta mettendo i soldi per pagarle. È chiaro che c'è uno squilibrio molto forte e anche in qualche modo una presa in giro, io ritengo. In questo momento i fondi che la regione prevede di stanziare per le borse di studio ammontano a più di 5 milioni di euro, a fronte invece di oltre 12 milioni che sono quelli pagati agli studenti attraverso la tassa regionale. A questi poi si integreranno chiaramente i fondi nazionali, ma se vediamo uno squilibrio tra i 5 milioni e i 12 milioni della tassa regionale, qualcosa io credo non stia andando. Ci sono migliaia di studenti che sono in attesa di fondi che servono a vivere, perché ricordiamo che le borse di studio non sono un premio, sono la base per poter proseguire i propri studi. E nel momento in cui così tanti studenti sono lì che aspettano le decisioni di una regione che è impantanata in questo modo, non si può sicuramente dare un giudizio positivo.